Stavo cominciando a parlare senza... Amici bellini, benvenuti. Ci siamo quasi, onestamente, per le due operazioni di cui tutti parlano. Poi è uscito il nome di Minù, il Magamagu, e ne parliamo perché è uscito e perché mi stanno arrivando i messaggi privati. Però con molta calma cominciamo. Una calma olimpionica. Benvenuto Luigi Palmieri, no Palmieri, molto bene. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, io ringrazio tutti. Ricordo che domani c'è la live per i sorteggi di Champions, quindi le vostre task sono sempre quelle, il like, l'hype se vi esce. Poi a fine video vi ricordo di andare sulla live e domani ci seguiamo questi sorteggi importanti. E la Champions è il tema, sempre e sarà sempre, finché non usciranno le liste, di quali giocatori possono essere inseriti nella lista Champions, che è una lista diversa da quella della Serie A. Ed è importante, anche perché io ho un amico bellino che con una santa pazienza si vede tutti i video, caro Giovanni. Se mi scappa qualcosa che poi a livello di regolamento non ci siamo, me lo ricorda e io posso andare a fare un po' di rettifiche o di comunque di parlarne insieme. Ci spostiamo. Questa è la situazione di Mainoo, di cui vorrò parlare perché è un profilo pazzesco, però dobbiamo parlarne bene. Allora, ci aggiungiamo Mainoo qui, lo metto in grigetto perché onestamente mi pare che sia uscita dal Daily Mail, insomma non una fonte autorevolissima. Ho letto un po' di cose in giro per il mondo, nel senso che qualcuno diceva che è lo stesso entourage di Grealish, lo stesso entourage di Gilmour, quindi anche entourage che propongono i loro giocatori, anche se il Napoli non ha un interesse iniziale, ma... la questione importante è che è un under e che in teoria tu lo puoi fare. Il valore del ragazzo stiamo ben oltre, per quello che ho letto sui giornali, anche sul New York Times, stiamo ben oltre i 50, perché gli avevano fatto un'offerta e volevano 70 milioni di pound, questo l'anno scorso. Insomma, il ragazzo è giovanissimo, c'ha un potenziale pazzesco, già un nazionale. Ad oggi potrebbero essere 50 milioni di euro come minimo per quello che è il potenziale del ragazzo. L'unica possibilità che mi viene in mente è di un prestito con diritto, prestito secco, insomma un altro prestito, perché io non credo. Poi se il Manchester si vuole liberare, se il Manchester ha intenzione di liberarsi di tutti i suoi talenti e di darceli, ben vengano. Però io non lo so se Napoli può fare questo tipo di operazione ad oggi, visto che sta facendo un'operazione importante con Højlund. Quindi teniamolo presente, e teniamo presente che anche lui, come gli altri giovani, non ti rientrano nella lista Champions, quindi te li puoi portare in Italia come vuoi, ma non avendo fatto più di 2 anni con la tua squadra nelle giovanili, non te li puoi portare lì, o meglio, te li puoi portare ma occupano un posto, quindi bisognerebbe poi togliere qualcuno da qua. Idem, purtroppo devo rettificare, l'amico Bellino mi ha confermato, Zanoli dovrebbe non rientrare nella lista della Champions, quindi il Napoli deve fare una scelta e il Napoli deve seriamente pensare, perché va benissimo, avevo letto un messaggio tra il serio e il faceto, se il Napoli continua a utilizzare il Manchester come cantera, mi sta pure bene che non fa il settore giovanile. È bella come è un'immagine anche forte. Però schidi di bocchi. Rendiamoci conto che se non nascono con te e se non te li tieni senza mandarli subito in prestito e così, devi almeno mantenerteli per circa 36 mesi, poi non li puoi utilizzare. Quindi il fatto di andarli a comprare anche giovanissimi va bene, ma li puoi utilizzare dopo parecchio tempo. Quindi teniamo presente questa cosa qua. Se qualcuno ha nuove fonti, nuove sicurezze, me le facesse sapere. La situazione è sempre la solita. Romano ci ha confermato che per Højlund siamo ai dettagli di come si calcolano per esempio le presenze per far scattare un obbligo. Basta che sia entrato 5 minuti, è una presenza, oppure deve essere una presenza di 45, di 60 minuti. Questi sono tutti dettagliucci che fanno il contratto, ovviamente, e visto che è un'operazione complicata per un giocatore importante, è naturale che si possa arrivare, cioè che l'Uruguay non arrivi subito. Poi
Fabrizio è anche rimasto scottato con noi, con Veiga, quindi prima di dare il we go deve essere proprio sicuro, deve aver visto la foto della penna con i contratti. Quindi questo per quanto riguarda Højlund, idem per quanto riguarda Elmas, dice praticamente tutto fatto, quindi io me li metto in copertina, ancora una volta, mi è venuta bene la copertina, mi sono divertito. Inizialmente Grock mi aveva messo 2 Osimhen senza alcun motivo, però poi potrebbe essere che Grock già sapeva, perché l'immagine accanto può somigliare al Mainu senza con i capelli più corti, che poi se li è tagliati le treccine, e quindi vediamo. Oggi non si è parlato per esempio di Brescianini, che ricordo legato all'operazione Musa verso l'Atalanta, quindi manteniamo tutto ciò. Ricordiamo che Brescianini per entrare deve fare uscire Mazzocchi, consideriamo che esce Lukaku almeno fino a gennaio e poi ne devi riparlare per far entrare Elmas se ti vuoi tenere Mazzocchi. Quindi questa situazione è chiara, poi deve uscire Shedira, è chiarissimo, Quanlu continuano a dire quasi fatte, vabbè. Più che altro, per quanto riguarda Mainu, che io le poche cose che ho visto sono molto interessanti e in un Manchester disastrato sembrava essere uscito lui fuori con grande personalità, è una via di mezzo tra quello che è l'Anghissà e quello che era il Yarmolyuk. Io prendo lui per un giocatore che avevo individuato come più incontrista, più distruttivo come centrocampista. Mainu eccelle nei passaggi chiave. Mainu ha si avvicina a Anghissà per i passaggi progressivi, meglio di Anghissà per i possessi vinti, cioè quando vai per esempio al contrasto e ti vai a riprendere la palla. Nei duelli meglio Yarmolyuk, nei possessi vinti meglio Yarmolyuk, cioè, come vedete, quindi l'incontrista meglio lì. Però mi sembra una via di mezzo tra quello che è l'Anghissà e il Yarmolyuk. Ricordiamo che Anghissà non è solo un incontrista, è anche uno con grande tecnica. Di conseguenza il profilo sarebbe più che ottimo, non ne parliamo proprio. È oltretutto giovane, oltretutto tu potresti già guardare al futuro, al futuribile, se l'anno prossimo Anghissà dovesse cambiare aria, se si vengono a prendere lo bot che tu c'hai Mainu e Gilmour per esempio. Quindi se riesci a fare un'operazione che te lo porti qua, gli fai fare un ambientamento e poi dopo te lo prendi col diritto e riesci a fare un'operazione pazzesca, oramai noi col Manchester siamo così, o meglio da parte nostra molto bene. Io ho un amico tifoso del Manchester United dove vado a suonare, dice vi state pigliando pure a Højlund, sì vabbè, però voglio dire va benissimo per noi. Io credo che però l'entourage voglia mandarlo dove vada a giocare, perché se Amorim non ci punta in maniera decisa come titolare avrebbe senso. Il ragazzo non si può fare panchina perché è un talento che deve mettere minuti nel motore. Di conseguenza mi piacerebbe parlarne con più certezze, ma la vedo un po' difficile, anche perché mancano pochi giorni e bisogna completare queste operazioni. Alcune sono belle che avviate e probabilmente si arriverà all'Irwigo, all'ufficialità forse dopo la partita col Cagliari, anche perché manteniamo il resto della squadra concentrata per la partita di campionato. Però bene o male le cose le sappiamo quello che il Napoli vuole fare e può fare, e quindi questo diventa molto interessante. Però non pensiamo che sia un'operazione facile. Se il Napoli già riesce a fare Elmas e Højlund è un bellissimo segnale al campionato, è una cosa che a me fa piacere, anche perché il profilo di Elmas lo rimpiangevo e quindi sono contento di rivederlo, ed è uno che ha gol nelle gambe in maniera naturale, dove lo metti ecco perché io dico here we goal, perché Højlund ti porta gol in potenziale e te ne porta anche Elmas. Poi ovviamente starà a Conte metterli nelle condizioni ideali, perché Conte, ricordiamo che è quello che ha fatto diventare goleador anche Anghissà, e non è poco. È chiaro, utilizzando però una punta di regia come Lukaku, adesso con delle punte un po' più finalizzatrici come Lucca, come Højlund, si possono trovare profili che a centrocampo fanno un altro lavoro. Ma è tutto molto interessante. Io sono veramente molto molto contento di come ci stiamo muovendo e non vedo l'ora di vederli tutti all'opera, i vari Gutierrez. Voglio vedere la crescita che farà Beukema, che farà Noah Lang,
anche, insomma, c'è tanta roba da analizzare, e quindi voi vi iscrivete al canale, lasciate tutti gli hype e tutte le cose, perché veramente ci stiamo divertendo. Grandi cose, grandi cose. Allora, se esce dato Fabio Versati, io adesso, prima di chiudere i video, devo sempre controllare, perché arriva la notizia e tutto quello che ho detto è completamente, se esce dato Fabio Versati, la raffica sul gruppo Telegram di tutte le notizie che sono arrivate tra 5 ore fa e 6 ore fa. Un'altra notizia pazzesca era che qualcuno ha scritto, qualcuno che si occupa delle giovanili del Napoli, ha detto no, che Popovic è ancora nel Napoli. Quindi delle volte le notizie girano, uno le dà per scontate perché le riportano tutte le testate, i ben informati, le ritwittano tutti quanti, e invece poi scopriamo che non è vero. Falso! Falsissimo! Anche questa fonte andrebbe verificata. Fortunatamente non è roba che ci interessa da vicino, nel senso della prima squadra, è roba che pertiene il futuro, pertiene, credo io che si possa dire così, il futuro, ed è importante però, il Napoli deve veramente ragionare su quelle che è il settore giovanile, per la questione delle liste del futuro, perché vedete come poi si va in difficoltà. Tu riesci a fare una grandissima squadra per la Serie A mettendo anche ringiovanendo, e va benissimo, e poi ti puoi trovare in difficoltà con la Champions. Aspettiamo onestamente domani i sorteggi, quindi andate adesso sulla live e lasciate il like preventivo, e risolveremo questi dubbi che a me restano, visto che i giornalisti ne parlano poco di questa situazione qua. Ogni tanto qualcuno si sveglia e dice oh, ipotesi inedita, forse Zanoli può rimanere. No, inedita no, ne abbiamo parlato ampiamente. Vediamo, perché visto che il sito della Sega Liete A, la Sega Liete A, che così è, non è la serie Lega A, la Lega Serie A, la Sega non aggiornano niente, quindi tra un po' dovranno aggiornare tutto il sistema con le rose dei 25 e capiremo meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, i like finale, l'hype e tutte le cose belline. A me mi sta già bene Oilund e Elmas, se venisse pure Mainu Mamrukarm. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.